Daydream, anticipazione episodio 116. Jeanne e Sanem si dicono addio per sempre. Jeanne affronta Jit accusandolo di aver mentito a Sanem riguardo alla collaborazione con una casa editrice americana che vuole pubblicare il libro di Sanem, ma Jit con sorpresa gli mostra il contratto lasciando sorpreso anche Jeanne. Sanem è comunque sconvolta per l'accaduto. Jeanne le chiede scusa, ma lei gli dice che deve chiedere scusa a Jit. Jeanne ribadisce comunque che lei è la persona più importante della sua vita. L'indomani, mentre Sanem parla con i genitori, Jeanne la chiama dicendole di raggiungerlo fuori. Lei è felicissima, si sente tanta viziata. Lui la porta a casa in montagna così può scrivere. Giunti là, Sanem scopre che Jeanne ha preparato tutto in modo romantico, compreso cibo, fiori e la musica classica. Jeanne fa di tutto affinché non si distragga, ma lei proprio non riesce a concentrarsi. Sanem propone allora di andare alla casa editrice, così Jeanne potrà anche parlare con i Jit. Intanto gli Edin chiamano Leila e le dicono che sentono la sua mancanza. Lei sta partendo con Emirre per 15 giorni di luna di miele alle Seychelles. Jeanne intanto raggiunge Sanem al lavoro e la invita ad andare con lui. Vuole presentarle un suo amico scrittore che si trova in un ristorante lì vicino. Questo scrittore le dice di aver letto i suoi scritti ed è il proprietario di una grande casa editrice. Sanem fraintende le intenzioni di Jeanne, se ne va e lui la segue. Lei gli dice che non vuole favoritismi e crede che lui non si fidi delle sue capacità, mentre Hishit ha creduto in lei sin dal primo giorno. Jeanne le dice che lei non riesce a vedere quanto la ama e lei glielo conferma. Sanem è triste in camera sua e Jit le invia un messaggio per sapere come va, dato che è preoccupato per lei. Lei lo chiama e gli dice che non riesce a scrivere, forse dovrebbe abbandonare questa opportunità. Poi legge una pagina del diario scritto dal primo momento che ha incontrato il suo Albatros e capisce che è lì contenuta la chiave di svolta. A casa di Ivit intanto Yuma se ne sta andando, ma suonano alla porta e Sanem. Così origlia mentre Sanem dice a Jeanne che tutto ciò che ha sentito dal primo giorno è nel diario che ha in mano. Vuole inviarlo agli editori ma desidera che prima lui lo legga e le dia il permesso di pubblicarlo. Jeanne va alla casa in montagna, ma alla fine non legge il diario, lasciandolo su un tronchetto. Il giorno dopo, alla casa editrice, Sanem non riesce a contattare Jeanne. Arriva il suo capo che chiede dove sia il suo libro e Sanem gli dice che ce l'ha Jeanne. Sanem e Jit allora vanno alla casa in montagna. Lei resta in auto e lui scende a cercare Jeanne, ma trova solo il fuoco acceso con il libro di Sanem accanto. E legge una parte in cui Sanem dichiara il suo amore per Jeanne. Ripensa alle parole di Yuma e, rosso dalla gelosia, butta il libro nel fuoco e si nasconde. Arriva Jeanne e lui compare come se fosse appena arrivato. Poi finge di notare in quel momento il diario nel fuoco e l'accusa di non averlo letto e di averlo buttato perché non ama Sanem. La ragazza sente le urla e li raggiunge, trovandoli mentre Jeanne si trattiene nel momento in cui Jit lo sta accusando. Jeanne poi lo spinge, Jit cade e perde conoscenza. Sanem è atterrito, Jeanne inerme. Vanno in ospedale e la tensione è palpabile, mentre Jit è in sala operatoria e i due vengono raggiunti da Leila e Mirre. Terminato l'intervento, Yuma arriva in lacrime e annuncia che Jit potrebbe restare paralizzato. Jeanne corre a vederlo e Sanem lo segue in camera. Jeanne gli dice che non voleva fare questo e non sa come sia accaduto. Jit vuole che lui gli stia lontano. Jeanne se ne va dopo aver visto Sanem accarezzare il braccio a Jit. Sanem allora lo segue, gli dice che Jit sarebbe potuto morire, gli chiede cosa sia questa rabbia. Jeanne ripete che non voleva fargli alcun male, ma lei aggiunge che un giorno si potrebbe comportare così anche con lei. Poi gli rinfaccia di aver bruciato il suo libro. Lei vorrebbe che lui ripetesse almeno una frase del suo libro perché è convinta che lui non l'abbia letto. Secondo Sanem, Jeanne non ha il coraggio di leggerlo, ma quel quaderno raccontava tutto su di loro. Jeanne dice che è abbastanza, vuole che vadano via, ma Sanem gli chiarisce che lei non andrà con lui. Lui è molto deluso. Se lei pensa veramente che voleva fare del male a Jit e che ha bruciato il suo libro, lui non ha più nulla da fare lì e le dice addio. Mentre Jeanne si mette in viaggio con la sua auto, Sanem in camera sua piange disperata. Intanto in ospedale, Jit si alza dal letto e si avvicina a Yuma, rivelando così che sono complici e hanno architettato tutto nei minimi dettagli. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!